Istrionico, genuino, brillante, capace di identificarsi col suo tempo e coi sentimenti di un popolo. Cesco Baseggio, forse il più grande interprete moderno goldoniano, che riuscì a portare il teatro di Goldoni in televisione, nonché altre commedie scritte in veneziano a volte da lui stesso, iniziò molto giovane a calcare le scene e lo fece quasi per caso. Era nato a Treviso nel 1897 ed era figlio di Arturo Baseggio, un violinista abbastanza celebre all'epoca, e di una soprano, Irma Fidora, e crebbe a Venezia seguendo le volontà paterne, ovvero studiando il violino. Ma nel 1913 fu invitato a una rappresentazione della Locandiera, quindi di Carlo Goldoni, da parte dell'attore Gianfranco Giachetti, che era un amico del padre. Provò una parte, provò una parte nel corso delle prove e fu una folgorazione. Da quel momento in poi lasciò per sempre lo studio del violino e si mise e si dedicò interamente al teatro. Giachetti lo aiutò anche in questo, lo aiutò anche qualche anno più tardi quando, a guerra finita, Baseggio non solo combatté nel corso della prima guerra mondiale, ma diresse il teatro del soldato in Albania, e Giachetti, vi dicevo, lo aiutò nuovamente facendolo entrare nella compagnia teatrale Ars Veneta. Pochi anni più tardi, era il 1926, Cesco Baseggio fonda la sua prima compagnia e assume su di sé il ruolo di capocomico, specializzandosi essenzialmente in commedie del repertorio goldoniano, ma non tralasciando rappresentazioni di Ruzzante, Shakespeare, Gallina, Schiller e molti altri. Traduce in veneziano anche Molière, perché esiste ancora oggi una sua traduzione del Malato immaginario di Molière, ma non di solo teatro si occupò Baseggio. Tra gli anni 30 e gli anni 50 recitò in almeno 37 film, fra i quali Il Corsaro Nero. E a partire dagli anni 60, grazie a lui, la Rai, appunto, fa entrare Goldoni nelle case degli italiani, perché programma una serie di messe in scena di commedie goldoniane recitate ovviamente da Baseggio, che rendono Goldoni noto al grandissimo pubblico nazional popolare italiano. Cesco Baseggio a Venezia era seguitissimo e in un tempo in cui le rappresentazioni teatrali avevano luogo anche all'aperto, lui si prodigava infaticabilmente, fino a sfociare addirittura nella leggenda. In una sola serata, il 12 agosto 1949, in seno al 10° Festival internazionale del teatro, lui riesce in Campiello Pisani, di fronte all'attuale Conservatorio di Venezia, a recitare appunto di seguito in 3 rappresentazioni diverse: Bilora del Ruzzante, I due pantaloni di Carlo Goldoni e Ludro e la sua gran giornata di Francesco Augusto Bon. È una leggenda vivente, è molto amato dai veneziani e dai veneti, e quest'aura di leggenda va a sfociare poi in alcuni aneddoti che non si sa tutt'oggi se siano veri o meno, come quando, si racconta, manda una sua poesia in veneziano a Papa Giovanni XXIII, che conosceva da molto tempo, dall'epoca in cui si chiamava ancora Angelo Roncalli ed era patriarca di Venezia, e gliela manda in occasione dell'apertura dei lavori del Concilio Vaticano II, e si racconta che il pontefice abbia apprezzato molto il gesto. Oppure
quando anni prima era riuscito a sancire la pace tra Chioggia e Goldoni, andando a rappresentare lì al teatro Garibaldi le baruffe chiozzotte, che fino a quel momento non erano mai state messe in scena da 168 anni, dalla prima al Teatro San Luca di Venezia avvenuta nel 1761, perché ritenute appunto una presa in giro dei Chioggiotti. Cesco Baseggio, prima di andare in scena, era l'8 aprile del 1919, uscì sul palcoscenico, scostò il sipario e davanti al pubblico di Chioggia disse poche e misurate parole, come era capace di fare lui. Non ci furono proteste e alla fine la rappresentazione fu un successo. Il 16 gennaio 1971 arrivò a Catania per dirigere I Quattro Rusteghi di Ermanno Wolf Ferrari, ma fu costretto a sospendere le prove perché colto da un attacco fortissimo di asma bronchiale, della quale soffriva da tutta una vita e che già lo aveva costretto a sospendere la sua attività per dei lunghissimi periodi. Fu ricoverato d'urgenza, ma non ce la fece, espirò pochi giorni più tardi. E ancora oggi, assieme a moltissimi altri grandi interpreti del teatro veneto, riposa nel cimitero di San Michele, l'isola veneziana, dove tutti i veneziani, prima o poi, se ne vanno per il loro ultimo viaggio.